Il San Gottardo vuole bissare il successo esterno all'esordio in casa del Via dell'Acciaio, mentre il Bogliasco vuole ottenere i primi 3 punti dopo il pareggio interno. A farlo gli ospiti si affidano al centro boa Ruocco, supportato dall'agilità dello sgusciante Cimieri. L'equilibrio però si spezza subito, che non sono trascorsi neanche 10 minuti quando l'affondo di Apicella si conclude con l'imbucata, taglia fuori la retroguardia ospite, Serpe si incunea tra i due centrali e con questo semilob supera Postiglione per il vantaggio dei padroni di casa. La replica granata è immediata quanto biforcuta, perché prima Lanari evita l'uscita di Tovani perdendo l'attimo giusto per depositare in rete la palla del pari, mentre 40 secondi dopo il radar di Balestra rintraccia Ruocco che si libera per la battuta, trovando però l'uscita di Tovani che con i piedi salva il vantaggio. Alla mezz'ora sono ancora gli ospiti con il rilancio di Tovani che non trova la linea Maginot a schermare il suo rilancio. Ruocco però non trova le giuste coordinate per sorprendere l'estremo di casa. Il raddoppio dei padroni di casa arriva a 3 dal riposo, quando questa rasoiata di Furnò permette alla squadra di Notaro di andare al riposo forte del doppio vantaggio. Le immagini griffate e Simone Maggi ci conducono direttamente, ma al quarto d'ora qualche parola di troppo costa il rosso a Ciliberti e per il Bogliasco adesso è notte fonda, perché ci sono 3 reti da recuperare con un uomo in meno in campo. Pili per il neoentrato Giudice al 32esimo, ma il suo sinistro trova il riflesso di Postiglione che evita il poker che però arriva al primo minuto di recupero, non supportato però dalle immagini delle nostre telecamere. Vince e convince il San Gottardo, che mantiene la testa della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate di campionato. Nei biancorossi brilla la stella di diverse individualità, tra cui il già citato Apicella, a cui va il nostro in bocca al lupo per l'infortunio muscolare patito dopo la rete del 3-0. E invece per quanto riguarda il Bogliasco, i Granata sono rimasti in partita solamente sino alla rete del 2-0 dei padroni di casa.